Ci mettiamo con i piedi leggermente aperti, paralleli, incrociamo le dita delle mani, stendiamo le braccia. Inspirando portiamo le braccia in alto, andiamo in punta di piedi sollevando i talloni, espirando ritorno. Inspiro, salgo, espiro, torno. Inspiro, salgo, espiro, torno. Inspiro, salgo, espiro, torno. Inspiro, salgo, espiro, torno. Giù i talloni, inspiro, salgo, espiro, vado in flessione laterale a destra. Inspiro, salgo al centro, espiro, sinistra. Inspiro al centro, espiro, destra. Inspiro al centro, espiro, sinistra. Inspiro al centro, espiro, scendo con le braccia. Allargo un po' di più i piedi e metto la mano destra sotto, la mano sinistra sopra. Inspirando ruoto il busto verso destra, vado in alto con le braccia. Espirando scendo come se fossero le braccia le proporzioni di un elefante. Inspiro, risalgo. Giro dall'altra parte, giro anche i piedi, espiro, scendo sulla gamba sinistra, inspiro, salgo, espiro, scendo a destra, inspiro, risalgo, espiro, scendo a sinistra, inspiro, salgo, cambio la posizione delle mani, metto sotto la destra, sotto la sinistra, sopra la destra, espiro, scendo. Inspiro, risalgo, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo con tutte e due le braccia. Bene, mi metto davanti al tappetino. Inspiro, stendo bene le braccia in alto, allungo la schiena all'indietro, espiro, chiudo la testa verso le ginocchia, inspiro, vado indietro con la gamba sinistra sulla testa, giù per il destro, espiro, cane faccio in giù, spingo giù i talloni, guardo l'ombelico, sottosacro vado in alto, spingo indietro testa e spalle, in apnea 8 punti a terra, ginocchia aperto e mento. Inspirando, cane faccio in su, espirando, cane faccio in giù, inspirando avanti la gamba sinistra, giù il bacino sulla testa, espirando riunisco i piedi, fronte alle ginocchia, inspirando risalgo, alto e dietro, espirando torno al petto. Ancora inspiro, allungo l'arco, espirando scendo, chiudo la fronte alle ginocchia, inspirando vado indietro con la gamba destra, sollevo il busto, Virabhadrasana 1, braccia distese in alto, espirando, cane faccio in giù, guardo l'ombelico, spingo indietro testa e spalle, 8 punti a terra, ginocchia aperto e mento. Inspiro, cane faccio in su, se posso stacco le cosce, espiro, cane faccio in giù, inspirando vedo avanti con la gamba destra, passo bello lungo, sollevo il busto, distendo le braccia in alto, espirando riunisco i piedi con la fronte alle ginocchia, inspirando risalgo, alto e dietro, espirando torno al petto e abbasso le braccia. Divalico le gambe e porto le mani a preghiera dietro la schiena, con la punta delle dita rivolte in alto, in questo modo, i gomiti belli aperti, ruoto il piede destro in fuori, inspiro guardando in alto, espirando piego il ginocchio destro, scendo con la spalla destra sul ginocchio e con la testa mi avvicino il più possibile al piede destro, spingo indietro con i gomiti, chiudo le scapole, scendo più che posso con il bacino, come per andare ad appoggiare la testa a terra. Se riesco ad appoggiarla, l'appoggio.
e respiro, e tengo, le gambe forti, tutto il piede sinistro in appoggio, senza perdere l'appoggio con la parte esterna del piede, dentro e fuori l'aria, e poi inspirando risalgo, porto dritto il piede destro, ruoto in fuori il piede sinistro, ancora guardo il soffitto, prendo le spalle, espirando piego il ginocchio sinistro, scendo con la spalla sinistra sul ginocchio e avvicino più che posso la testa al piede, scendo con il bacino, apro i gomiti, chiudo le scapole e respiro. Dentro e fuori l'aria, inspirando risalgo con il busto, riporto i piedi dritti, sciolgo le mani. Inspiro, salgo con le braccia in alto, allungo bene tutta la schiena, dentro l'ombelico, espirando scendo al centro, allargo di più i piedi, piego i gomiti e cerco di andare ad appoggiare il capo a terra. Gomiti paralleli, gambe distese. Se non arrivo ad appoggiare la testa per terra, fa lo stesso, mi avvicino senza appoggiarla. Ovviamente più riesco ad allargare i piedi e più riesco ad avvicinarmi con la testa al pavimento. Ognuno con le sue capacità. Io respiro all'ombelico, gli ischi che si aprono in fuori, spalle in alto, lontane dalle orecchie, gambe attive, tiro le rotule verso l'alto. Se voglio allungare la parte posteriore ho bisogno di tenere in contrazione la parte anteriore. E poi sollevo la testa, stendo le braccia, chiudo un pochino i piedi, piego le ginocchia ed inspirando risalgo del tutto. Espirando, braccia giù, ruoto in fuori il piede destro, inspirando porto le braccia fuori, espirando affondo con la gamba destra, vado ad appoggiare a terra la mano destra, la mano sinistra invece la metto dietro alla schiena. Ora abbasso ancora di più il bacino, allargo ancora un po' di più in fuori il piede destro, sollevo la mano destra e vado a cercare la mano sinistra dietro. Apro le spalle verso avanti, abbasso il bacino più che posso e respiro, senza perdere l'appoggio con la parte esterna del piede sinistro. Dentro e fuori in aria, riappoggio la mano destra, mi do la spinta, inspirando risalgo braccia fuori, espirando braccia giù. Inspiro, apro di nuovo, ruoto in fuori il piede sinistro, affondo, vado ad appoggiare all'interno la mano sinistra, la mano destra la faccio passare dietro la schiena, intanto allargo ancora un pochino di più il piede sinistro, porto la mano sinistra sotto a cercare la mano destra, affondo ancora di più con il bacino mentre apro la spalla destra verso alto, apro il busto verso avanti e respiro. Respiro Ujjayi, come abbiamo visto nelle tecniche di respirazione. Dentro e fuori l'aria, poi riappoggio la mano sinistra, inspirando risalgo fino alla spinta, riporto le braccia fuori, espirando braccia giù e richiudo i piedi. Ritorno davanti al tappetino, inspirando stendo le braccia in alto, espirando porto le mani a terra, fronte alle ginocchia, vado dietro gamba destra, indietro gamba sinistra, cane faccia giù,
Da qui appoggio le ginocchia a terra. Stendo avanti la gamba sinistra e tengo invece la gamba destra piegata. Vado ad appoggiare i glutei, il piede destro guarda indietro, le ginocchia vicine ma non unite. Inspirando distendiamo le braccia in alto, espirando flettiamo il busto in avanti, andiamo verso la punta del piede sinistro, spalle indietro e in basso. Indietro chiudendo bene le scapole, in basso lontane dalle orecchie. Se ci sentiamo cadere di lato, teniamo la mano sinistra appoggiata di fianco, sguardo in avanti, cerchiamo di chiudere l'angolo, busto, coscia, respirando bene con la pancia. Dentro e fuori l'aria, inspirando risaliamo con le braccia, espirando appoggiamo le mani dietro e scendiamo con il busto all'indietro, appoggiamo il gomito sinistro, se riusciamo appoggiamo anche il destro, se siamo molto comodi appoggiamo anche la schiena, se no continuiamo a guardare in avanti, la gamba sinistra attiva, la punta del piede in alto, piede a martello, coscia tirata, man mano che la posizione diventa facile possiamo provare ad appoggiare le spalle a terra, spalle e la nuca, senza però sollevare il ginocchio destro. Dentro e fuori l'aria, inspirando risolleviamo il busto, stendiamo avanti la gamba destra, pieghiamo indietro la gamba sinistra, la punta del piede guarda indietro, tutti e due gli ischi appoggiati a terra, inspirando porto le braccia in alto, espirando chiudo il busto in avanti, continuo a guardare avanti però le spalle indietro, lontane dalle orecchie. Cerco di chiudere angolo, busto, coscia, senza fare la gobba, scapole attive. Senza cadere di lato, se mi sento cadere di lato uso la mano destra per riequilibrare, se no tengo tutte e due le mani verso la punta del piede destro. Respiro bene, respiro con l'ombelico, dentro e fuori l'aria, inspirando risalgo, stendo bene la colonna, espirando appoggio le mani dietro e scendo, gomito destro, gomito sinistro, le ginocchia sono vicine ma non unite, la punta del piede sinistro continua a guardare indietro, non è a martello il piede, è a martello il piede destro, con la coscia attiva, anche sento che il muscolo della coscia sinistra si allunga, cerco di scendere ancora di più le spalle e con la nuca, cercando di respirare, di rilassare, di stare comoda. Dentro e fuori l'aria, inspirando risalgo prima la testa, poi la schiena, mi aiuto con le mani, espirando stendo avanti la gamba sinistra, piego invece la destra ma stavolta con il ginocchio rivolto in fuori, se posso vado ad appoggiare la caviglia sopra la coscia sinistra, aprendo in fuori il ginocchio, spero si veda. Apro fuori il ginocchio, apro, schiena dritta, dobbiamo cercare di andare ad appoggiare il ginocchio a terra.
E poi tengo la mano destra sul ginocchio destro, inspiro, porto in alto il braccio sinistro, espiro, scendo con la mano verso la punta sinistra, se posso la appiappo, continuo a guardare in avanti mentre la mano destra schiaccia fuori il ginocchio, cerco di chiudere il busto sopra il tallone e respiro con l'ombelico. Inspirando risanguinando braccio sinistro, espirando abbasso il braccio e inverto la posizione. Stendo la gamba destra, piego la gamba sinistra. Porto la caviglia più indietro che posso verso la radice della coscia e apro in fuori il ginocchio. La schiena dritta, lo sguardo in avanti. Con pazienza, respirando e poi inspiro, porto in alto il braccio destro, espirando vado verso la punta del piede destro mentre con la mano sinistra continuo a schiacciare in fuori il ginocchio, cerco di scendere con l'addome verso il tallone, di chiudere l'angolo, la spalla indietro, il petto aperto. La mano sinistra continua a schiacciare in fuori il ginocchio e respiro. Dentro e fuori l'aria. Inspiro, risalgo in alto con il braccio destro, espirando scendo facendo un bel cerchio. Stendo avanti tutte e due le gambe. Appoggio le mani dietro con la punta delle dita delle mani e guardo i piedi. Inspirando sollevo il bacino da terra, cerco di andare ad appoggiare tutta la pianta dei piedi, guardo il soffitto, spalancando il petto, chiudendo le scapole. Inspiro, espirando riappoggio il bacino e piego tutte e due le gambe. Tengo le piante dei piedi appoggiate a terra e sposto il bacino in avanti più che posso verso i talloni. Ora i gomiti li portiamo dentro le ginocchia e cerchiamo di aprire in fuori i gomiti, mi giro. In fuori, cerchiamo di spingere in fuori i gomiti per aprire le ginocchia, senza però staccare la pianta dei piedi a terra. E apriamo un fiore, aprendo le spalle, chiudendo le scapole dietro, inspirando, espirando chiudiamo il fiore, incrociando le braccia sulle spalle, mettendo la testa dentro, ombelico indietro, fuori tutta l'aria. Inspiro, apro, allungo bene la schiena, tiro fuori la testa, spingo in avanti il petto. Espiro, chiudo, inverto la posizione dell'incrocio delle braccia, dentro l'ombelico, dentro la testa. Inspiro, mi apro come un fiore, apro bene le ginocchia. Espiro, di nuovo chiudo. Ancora, inspiro, spingo con i gomiti sulle ginocchia, sarà dritto tutta la schiena, espiro, cambio la posizione delle mani, inspiro ancora, apro, stendo bene la schiena, vengo avanti con il petto, espirando, distendo le braccia in avanti, chiudo la testa verso i piedi. Stendo tutta la colonna, porto dentro l'ombelico, sempre le piante dei piedi in appoggio a terra, le ginocchia spalancate più che posso.
inspiro, risollevo la testa, porto le piante dei piedi a contatto, appoggio le mani dietro, sollevo il bacino e lo spingo in avanti verso i talloni, come se mi volessi sedere sopra i talloni, raddrizzo la schiena, apro le spalle, spingo in avanti il petto, spingo avanti, spingo in fuori le ginocchia. Respiro continuando a spingere in avanti con il bacino, dentro e fuori l'aria e poi riappoggio il bacino a terra. Stendo la gamba destra, incrocio sopra la gamba sinistra, porto il piede più indietro che posso verso l'anca, inspiro raddrizzando la schiena, espiro, vado in torsione verso destra con il gomito, esco dal ginocchio, stendo il braccio, cerco di andare a afferrare il ginocchio destro e guardo indietro più che posso, oltre la spalla sinistra che si apre. E respiro, dentro e fuori l'aria, inspiro, torno al centro, espiro, stendo avanti la gamba sinistra, piego sopra la destra, porto indietro il piede più che posso, inspiro, stendo la schiena, tirando il ginocchio verso il petto, espirando, esco con il gomito sinistro dal ginocchio, cerco di andare ad afferrare il ginocchio sinistro, guardo dietro, oltre la spalla destra e strizzo la pancia. Respiri lunghi e profondi. Spalanco la spalla destra. Dentro e fuori l'aria, inspirando torno al centro, espirando stendo avanti anche la gamba destra, inspiro, salgo verso l'alto, espirando mi chiudo sulle cosce. Giù la testa, fronte verso le ginocchia, senza però fare la gobba, cercando di mantenere la schiena dritta. Ad ogni respirazione allungo la colonna, ad ogni espirazione la fletto ancora un pochino di più in avanti. Inspiro, allungo, espiro, fletto. Inspiro, allungo, espiro, fletto. Inspiro, allungo, espiro, fletto. Inspiro, riapro in alto, espiro, no, espiro. Inspirando apro, espirando braccia giù. Ci mettiamo in una posizione comoda, gambe incrociate. E mentre vi preparate per la meditazione, vi leggo la frase dell'universo. Un Babbo Natale. Intanto respirate, le spalle basse, la schiena dritta. L'universo vuole che tu sappia che ogni giorno quello che scegli, quello che pensi, quello che fai è ciò che diventi. Namaste.